soprattutto è un'operazione che non avverrà in maniera, capisco la curiosità, ma non è che sarà un blitz, no? Quindi di liberazione del sito, verrà nei termini in cui gliel'ho detto, insomma sarà un'operazione concordata che probabilmente avrà anche una fase di realizzazione prolungata, nel senso che non è che si realizzerà con un'operazione istantanea, ripeto, si proporranno a delle persone anche sistemazioni alternative, questo richiederà anche probabilmente un po' di tempo. Se fra adesso e venerdì ogni momento è buono per l'operazione di chiusura del silos, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha avvertito non sarà un blitz, anzi probabilmente lo sgombero non avverrà in un'unica giornata. Ecco cosa è emerso per quanto concerne la situazione di Trieste dopo il doppio appuntamento in prefettura a Gorizia che ha visto la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica alla presenza del governatore Fedriga, del prefetto Ricciardi, del sindaco Rodolfo Ziberna e del ministro Piantedosi e il vertice trilaterale fra i ministri dell'Interno di Italia, Slovenia e Croazia. C'è un piano di sistemazione in altri centri di accoglienza, non solo della regione, credo, no, che stiamo lavorando anche ad una disponibilità, come sempre avvenuto nell'alleggerimento della pressione migratoria anche in alcuni momenti molto importanti che c'erano stati nei mesi scorsi, nel trasferimento anche in altre regioni delle persone che in generale presenziavano a Trieste, in Friuli Venezia Giulia, lo faremo anche per le persone che sono nel sito. Stiamo immaginando la realizzazione di strutture compensative, diciamo, sul lungo periodo, ne abbiamo discusso anche col Presidente della Regione. In medio tempo c'è le persone che verranno trovate, quindi sarà offerta una soluzione. Poi focus su gestione rotta balcanica e rinforzi di polizia. Dalla sospensione di Schengen, ottobre 2023, sono stati respinti 1800 migranti irregolari che tentavano di entrare nel paese tramite i confini giuliani. 190 persone sono state arrestate, di cui oltre 90 per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I dati raccontano che dal rafforzamento dei controlli ai confini è diminuito sostanzialmente il flusso di persone in ingresso in Italia. Infine, in vista dell'estate, è stato confermato l'arrivo di 100 agenti delle forze dell'ordine per presidiare sia le zone confinarie che le aree turistiche del Friuli Venezia Giulia.